Buonasera, ospite di questo nostro speciale qui a TVA e questa sera il dottore Giuseppe Catania nella qualità di segretario regionale dello SMI. Lo SMI è il sindacato dei medici italiani, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ecco, facciamo il punto un po' della situazione. Dall'ultima volta che ci siamo visti molto non è cambiato perché continua lo stato di agitazione dei medici italiani, perché chiaramente rivendicate delle migliorie. Cosa rivendicate esattamente, dottore Catania? Ricordiamo lo sciopero che avete fatto il giorno 1 e 2 marzo, però ancora c'è uno stato di agitazione. Ecco, spieghiamo esattamente cosa volete e cosa attendete, anche che risposte attendete sia dalla Regione Siciliana che dal Ministero della Sanità. Cioè, noi dal punto di vista dei medici di medicina generale siamo stati maltrattati e siamo continuamente maltrattati a livello nazionale. Innanzitutto dico, il nostro sciopero è uno sciopero che mette in evidenza i carichi pesanti per i medici di medicina generale. Carichi che sono molte volte portano alla depressione lo stesso medico, costretto a scrivere alle ore notturne. Io personalmente ho lasciato molte prescrizioni per via email o meno alle 4:30 di notte, quindi non è un lavoro che ci hanno definito dei fannulloni, le persone che pigliano non so quanti soldi, ma onestamente è un lavoro che noi non siamo portati per avere dal punto di vista economico più soldi. Non è questo il problema nostro è che siamo stati appesantiti dalla burocrazia in maniera pesante, che non lavoriamo, come diceva una giornalista del Panorama o come tanti media, siamo dei fannulloni che non lavoriamo niente e percepiamo uno stipendio non so di quanti soldi sono. Se bisogna fare una chiarezza sui medici di famiglia, un medico di famiglia, onestamente abbiamo noi un rapporto ottimale, cioè ogni medico ha un rapporto di 1 a 1000, abbiamo un rapporto 1 a 1000. Avrai tu dei campioni, siamo campioni, che hanno 1500 mutuati, anche di più quando non c'erano limiti. Io ero arrivato all'epoca 4260 mutuati, ma se io ho 4000 mutuati c'è colui che ce n'ha 50, perché il rapporto ora non è che tutta la popolazione se verte su un medico, gli altri che cosa hanno. Per cui dico, quando si fanno i conti in tasca al medico bisogna vedere quali sono le regole del medico. Non è che tutti i medici siamo al massimale di 1500. Se siamo al massimale di 1500 alcuni medici, altri sono sotto i 500 o sotto i 200. Per cui dico, se un medico di famiglia si fa i conti in tasca, bisogna calcolare pure le uscite del medico, perché c'è chi ha la segretaria, chi c'ha l'infermiera, chi c'ha le donne delle polizie che ci vuole, chi mette carburanti perché deve andare a fare pure le visite a domicilio, perché non è solo l'orario dello studio, le visite domiciliari, ci sono le cosiddette ADP, le ADI o meno, ci sono delle situazioni che il medico di famiglia deve affrontare spostandosi casa per casa, ad esempio in una frazione di Monserrato, una frazione di Fontanelle, quindi c'è spese di carburante, spese di toner, spese di carta, ci sono tante spese che non vengono calcolate e poi giustamente l'abitazione, l'affitto, insomma ci sono tante spese che normalmente il medico, che ci sono alcuni colleghi che andrò in pensione tra poco eccetera, guadagno 750 euro come pensione. Cioè, di cosa parliamo? Un medico, prima di farsi medico, deve entrare prima oltre la scuola media, superiore, eccetera, deve entrare in medicina. In medicina c'è il concorso, deve vincere il concorso ed entra in medicina. Dopodiché c'è un altro appesantimento. Per fare il medico famiglia, in questo caso, da alcuni anni a qua, il medico deve vincere pure un corso, deve entrare nel corso di formazione in medicina generale, che tra l'altro non è nemmeno considerata allo stato attuale. Noi come sindacato ci stiamo dibattendo a livello nazionale perché il corso di formazione in medicina generale deve diventare una specializzazione. Perché se vedete in Sicilia c'è una situazione veramente vergognosa, c'è un decreto famoso del 98, il 4898, che permette a alcuni specialisti quasi tutti convenzionati, di avere
di fare una trasformazione societaria e gli permette di avere la convenzione propria per sempre, se la vende, se la porta ai figli, eccetera, mentre un medico generale, arrivato a 70 anni, deve chiudere, finito, lascia la mutua e basta. Per cui dico il discorso, io non voglio che ci siano queste situazioni di diventare padroni, quasi un virus, chiamiamo, che fa l'inversione, entra nel DNA e si impadronisce della convenzione, quindi non è più la regione determinante, ma lo stesso medico. Però la legge lo permette. La legge, il decreto nostro 4898 in Sicilia permette questa situazione gravissima in cui alcuni medici sono completamente calpestati, altri diventano fortunati perché abbiamo medici di serie A e medici di serie B. Non è possibile che si trovano diversi giovani specialistici specializzati in altri settori che devono scappare, perché non è che c'è una chiusura, c'è una chiusura totale, tombale. Non bisogna ingressare, perché tra l'altro in Sicilia, specialmente in Sicilia, l'ho ripetuto tante volte questa situazione, noi personalmente non programmiamo, perché abbiamo noi un decreto legislativo del 92, 30 anni, da 30 anni a questa parte, in cui la legge regionale del 93 diceva entro 90 giorni devi fare il piano del fabbisogno per vedere come siamo messi nella situazione siciliana, perché c'è un fabbisogno di pneumologi, un fabbisogno di medicina generale, un fabbisogno di pneumologi, di fisioterapia. Cioè questo piano non si è fatto volutamente, parliamo di 30 anni fa, per far sì che una pianificazione non venga mai fatta, perché facendo una pianificazione il professionista sa dove può andare a collocarsi e non ha bisogno più del dirigente generale regionale che decide lui a chi convenzionare o meno, perché a chi bloccare, perché c'è un blocco totale. C'è il garante che ha detto molte volte, anche i giudici amministrativi del CGA, del TAR, a dire un momentino, si danno delle accreditamenti e poi delle convenzioni in maniera illegittima e si continua, non si vuole programmare in Sicilia. Anche questa situazione che del Covid, la situazione che abbiamo pesantemente, è questa, c'è un blocco sempre continuo che non si vuole programmare, una programmazione non si vuole fare, perché quando uno si trova in un territorio è giusto, c'è un piano regolatore, ci sono i piani locali e bisogna andare a vedere dove è abusivo, non è abusivo, e si fa una situazione con un criterio di qua mi mancano, qua no, invece si cerca, perché giustamente c'è un'invasione politica nella branca della sanità, che io personalmente un politico fuori di essere un medico, che deve essere innanzitutto un medici per gestire la sanità e conoscere il territorio com'è la situazione. Qua dico si ragiona in maniera solo esclusivamente, c'è un'invasione politica nella sanità che fa paura perché vedo il medico di famiglia che è boicottato in tutte le parti, in quanto un medico di famiglia, esempio, non può dirigere nemmeno l'ASP, assolutamente, perché anche se c'era un accordo preciso, esiste, dove esempio i direttori di distretto nelle varie ASP dovrebbero essere pure, far partecipare il medico di famiglia che può partecipare e diventare un dirigente di distretto delle varie ASP. Cosa non possibile. Tra l'altro con un nuovo accordo che è stato fatto, un accordo che non so fino a che punto funzionerà, perché ci sono i soldi del famoso piano PNRR, piano di rinascita, eccetera, di resilienza, eccetera. Non so questo nuovo piano approvato, tra l'altro che fine fa? Perché abbiamo già delle situazioni, risalgono con la Balduzzi, prima della Balduzzi c'erano le famose le UTAP, poi diventare UCCP, ora Casa della Comunità. Casa della Comunità in cui al medico di famiglia viene più oberata ancora, perché deve lavorare allo studio 12 ore al giorno per 6 giorni su 7 e poi 2 ore alla settimana deve garantire la sua presenza in queste hub creati con polispecialisti, con infermieri, eccetera, eccetera, ma questo serve per togliere pure quel poco di autonomia che può avere il medico di famiglia
e che non lo fanno passare sicuramente nella dipendenza perché non ci conviene. C'è un altro istituto pesante che si chiama l'ENBAM che non permette questi passaggi sicuramente, l'ho detto espressamente in tante riunioni, perché giustamente andare a sconvolgere il sistema ENBAM è una situazione pesante. L'ENBAM sarebbe l'ente nostro previdenziale, quindi un medico di famiglia, i soldi come medico di famiglia va a contribuire in questa situazione. Quindi dire personalmente delle situazioni che un medico che fa nulla non lavora niente, colui che parla così desidero che venisse negli studi dei medici di famiglia, a vedere di presenza il lavoro del medico di famiglia. Il medico di famiglia è sempre più appesantito. Chi c'è il medico di famiglia, appesantiamo il medico di famiglia. Quando io avevo scritto l'8 marzo del 2021, avevo sottoscritto assieme ai dirigenti eccetera a livello regionale per quanto riguarda il problema del Covid, io ho fermato espressamente il decreto dicendo il medico di famiglia è l'unico che è presente in tutto il territorio in maniera capillare. Avevo detto il medico di famiglia è giusto che vaccini lui nei centri hub, perché i nostri studi dal punto di vista di fare questo tipo di vaccinazione, logistico di vaccinazione, la struttura non permetteva assolutamente, non erano idonei. Ho fatto la richiesta per vaccinare presso le hub e ce l'hanno negato. Tanto è vero che quando Musumeci aveva parlato che i medici non vengono partecipare, non è vero, perché il medico era disposto, almeno da parte mia, erano disponibili i miei iscritti a vaccinare presso le hub ed era giusto. Tra l'altro dico, il pagamento che si chiedeva erano di 10 euro, erano allora presso gli studi 10 euro lorde, a livello di studio, cosa che io personalmente dopo il diniego ho vaccinato presso il mio studio in maniera pesante, vaccinando moltissime persone. Quindi il discorso qual è? Che il medico di famiglia è maltrattato, prima era diventato eroe nella prima fase dell'epidemia, dove ci sono stati molti morti nei medici di famiglia perché sprovvisti della dotazione strumentale, o meno DP eccetera. Quando si parlava nella seconda fase, ed eravamo eroi, considerati eroi. Ora siamo fannulloni, no? Il medico di famiglia è una figura, tra l'altro, che si sta togliendo con questa burocrazia, perché c'è chi tampona, il medico di famiglia non può fare i tamponi, il problema può fare solo le vaccinazioni dopo tanti sacrifici, il medico di famiglia deve fare la burocrazia, deve essere proprio coperto di molta burocrazia, appesantito di burocrazia, ricordando come medico di famiglia non ha tredicesima e non ha ferie. Questo lo dimenticano quasi tutti nel loro pensiero, non considerano gli aspetti che c'ha. Cioè uno se va ad esempio in ferie deve essere sostituito e pagare il sostituto, non esiste come medico banchiere, non esiste la tredicesima, mandiamo la quattordicesima di tasca sua, quindi deve essere sostituito e pagare il ricorrente della situazione. Tutti questi aspetti non si vedono. Poi la burocrazia, chi fa tamponi, un medico deve fare gratis sempre la liberatura, la guarigione, il Green Pass, insomma. Siamo in una situazione di appesantimento della situazione da parte della parte pubblica, di appesantimento. C'erano sempre i piani di terapeuti, prima facevo cardiologo, no, un medico di famiglia, ora appesantiamo. Il medico di famiglia. Cioè un medico di famiglia ancora si appesantisce, tra l'altro deve lavorare sempre di più, e lavora sempre di più, perché non c'è solo la patologia di natura Covid, ci sono altre malattie che noi in Sicilia specialmente, non noi studi, in altri studi, c'è questa situazione particolare di affrontare, e ci deve essere, di affrontare altre patologie. C'è un medico che dipende da famiglia perché è più propenso a ascoltare, perché per fare le diagnosi bisogna ascoltare i pazienti, ci vuole una situazione di empatia, si crea una situazione che il medico diventa proprio un fratello, un figlio, un padre, eccetera, perché si confida moltissimo con il medico. Tanto è vero che se la vaccinazione l'avessero fatto i medici di famiglia,
come per le persone antiviolenziali, la situazione sarebbe stata completamente nell'arco di pochissimo tempo. Bisognava magari rinforzare i medici di famiglia. La possibilità di vaccinare le variabili per evitare all'inizio qualche problema che poteva nascere, qualche shock anafilattico, eccetera, avendo le situazioni pronte, il rianimatore, eccetera, e subito, dico, la situazione si sarebbe chiusa nell'arco di pochissimi mesi. Noi che abbiamo situazioni molto prolungate con un virus che va variante, eccetera, che continua a essere ancora presente nella nostra zona, dico, tra 10 tamponi che si fanno, 4 sono positivi. Quindi la situazione ci vuole, per fare questa situazione, per venire a capo, cioè cercare di restringere i tempi, cosa che in questa maniera, prendendo le variabili pensionati, medici in pensione, e un sacco di situazioni che vengono prese a tempo indeterminato, segretari, amministrativi, cioè un mare di soldi spesi, ogni oculo costa un sacco di soldi, non avendo dato in mano tutta la situazione al medico di famiglia. Cioè, un medico di famiglia è per me la figura principale della sanità, dove lui convergono tutte le persone e nello stesso tempo sa la situazione dal punto di vista come si muove socialmente la persona, quali problemi ha, perché molte malattie sono di natura psichica, quindi bisogna conoscere l'interesse dell'organismo. Non può essere un otorino, va bene, per otorino, un cardiologo va bene, ma il medico deve conoscere cardiologia, otorino, eccetera, deve conoscere tutto l'organismo, non è un vannuolone, è uno che si dedica, li ascolta le persone e più va avanti e più comincia a conoscere il suo paziente, che diventa una persona che si affeziona. Ora, che cosa succede in questa situazione? Che noi abbiamo una carenza pesante di medici di famiglia, abbiamo 1,5 milioni già presenti che sono senza medico di famiglia, e questo numero andrà più a crescere, perché si parla che fino al 2027, entro il 2027 avremo altri 35.200 di medici che andranno in pensione. Ma non vengono sostituiti in minima parte, non hanno programmato quando vanno in pensione e quando ne devono entrare, perché il numero, anche con questo piano nuovo, non sopperisce la perdita dei medici. Per cui che cosa si pensa ora? Di cercare di dare più mutuati, carico di mutuato a un medico di famiglia, carico di mutuati. Quindi invece di aprire ai giovani i giovani devono andare fuori, i giovani sono destinati a espatriare, o se ne vanno al nord dove giustamente il varo industriale, perché io sono uno che in certo senso dobbiamo equilibrare nord e sud, non è possibile un nord che si piglia i nostri ragazzi che con tanti sacrifici l'abbiamo portato a diventare medici, questi debbono andare al nord, si portano pure i pazienti, se li portano le strutture del nord e la regione Sicilia paga pure il nord. Queste cose bisogna togliere, cioè un medico siciliano o sudista deve rimanere da noi, come rimane da noi quando noi ci diamo la possibilità di farlo lavorare, non di farlo scappare. Poi, quello amico è di Messina, quell'amico è di Agrigento. Ciò sono i nostri medici a comandare là sopra primari e sottopagarli, perché sono sottopagati, poi essere amministrati da industriali, ma non ha senso. Cioè il nostro politico, scusami, come permette queste cose? La Sicilia deve crescere cercando giustamente di portare le strutture in Sicilia, non che le strutture sono là sopra, oppure strutture là sopra si portano pure in Sicilia e guadagni vanno al nord. Di questo parliamo. Cioè il medico è strangolato dal nord, dagli industriali del nord. Cioè bisogna cercare di riposizionare la situazione. Io dico, non è che sono assolutamente un sudista, io cerchiamo di equilibrare nord e sud, perfetto, non è possibile questo. Certo. Ora, quindi la figura del medico di famiglia per me è una figura che io personalmente, se rinascesse di nuovo, farei di nuovo la mia attività. Insomma, una figura centrale una che figura però in questo momento che lavora, non viene valorizzata adeguatamente. Ma non che dico personalmente, io dico non valorizzare come si vuole, ma non criticarla, che siamo fannulloni pure. Cioè eroi fannulloni, non siamo assolutamente fannulloni. Non vogliamo essere assolutamente giudicati in una maniera
veramente che non ha senso, completamente mi dà fastidio. Dico, quando arriva io non capisco, il cantante non se ne parla quando guadagna, o il calciatore, o il medico, quando guadagna si sa, ma che cosa guadagna? Facciamo i conti in tasca ogni medico. Cioè, vergognosamente, quando si arriva un medico che lavora, uno che viene colpito da malattia dopo aver lavorato 25 anni e piglia 750 di pensione al mese, ma di chi stiamo parlando? Ma di che cosa parliamo? Questi sono i conti da fare. Ci sono molte medici che vogliono fare medico e non lo possono fare. Cerchiamo di aprire la situazione, togliere queste incongruenze in Sicilia. Non è possibile che tu, dopo 70 anni, ancora continui a lavorare. Queste cose bisogna toglierle, i giovani così scappano, bisogna portare i giovani a restare in Sicilia, non farli scappare. Il problema mio questo è serio per quanto riguarda la sanità. Cioè, in questo settore... Avete avuto un incontro con la Regione, col DASOE mi pare, che risposte avete avuto? Ma di cui il DASOE non si occupa assolutamente, il DASOE si occupa di accreditamenti a livello regionale, il problema non è qua, il problema è il Dipartimento della Pianificazione che dovrebbe mettere in moto il DPS, dovrebbe mettere in moto le situazioni del piano regolatore per quanto riguarda il problema dei medici. Piano regolatore che riguarda non solo i medici famiglia, perché è un punto importante perché ci occorre i medici famiglia, ma tutti i medici, anche quelli del territorio, i medici ospedalieri, perché non è possibile che abbiamo in sanità diversi contratti, ognuno c'è un contratto diverso dall'altro, c'è un medico dico, di serie A, medico di serie B, quello che si limita a fare solo anatomopatologo non può fare niente, chi il ginecologo invece può fare altre attività, cioè bisogna mettere un contratto, evitare tutti questi contratti inutili e fare immediatamente, come ha detto continuamente il CGA, i piani del fabbisogno, vedere che cosa manca alla Sicilia e quali punti da andare a toccare. Ora, come sindacato ci stiamo dibattendo pesantemente. Io ho fatto un accordo ora con l'associazione, con l'ACS. Perché con l'ACS? Per cercare con questi circolo meno di aiutare pure la situazione dell'Ucraina, per cercare coloro che vengono dall'Ucraina di controllarle dal punto di vista sanitario, di dare tamponi, vaccinazione, assistenza farmaceutica, cercare di aiutare queste situazioni gravi che ci sono presso l'Ucraina, quindi mettere a disposizione... Ecco, ma la nostra struttura è, diciamo, noi come sindacato abilitata al recepimento di questi profughi che arrivano. L'ACS può chiedere, perché c'è l'ACS, l'associazione culturale sportiva, si mette a disposizione per accogliere chi viene da fuori e cercare di aiutarli dal punto di vista sanitario. Quindi come SMI siamo pronti ad aiutarli come sindacato e cercare di aiutare questa situazione. Quindi oppure aiutare pure quelli che vengono da fuori, dall'Africa, perché è giusto che si portano nuove malattie, nuove cose. Quindi prima di metterli nel nostro territorio, cioè, perché sono molti... Si tratta solo il 3% di essere vaccinato o meno, quindi controllare i tamponi con altre malattie, perché non c'è solo di Covid. Abbiamo portato TBC, perché sta riemergendo la TBC pesantemente, ci sono altre malattie che sono da noi addirittura ci sono malattie nuove e malattie che sono risolte, tipo ad esempio la malaria non esisteva più in Sicilia, ora purtroppo portano supportatori, quindi cercare di salvaguardare la popolazione che accoglie e cercare di venire in una situazione ottimale dal punto di vista sanitario. Cioè, quindi io personalmente lancio delle situazioni a livello regionale di vedere, di mettere a livello di microscopio elettronico queste situazioni particolari che si creano, e i medici sono sempre disponibili a sacrificarsi per gli altri, perché noi medici di famiglia per noi il nostro mutuato
è un nostro fratello, una persona a cui non bisogna dire no, anche se telefona di notte, di giorno, quindi la nostra disponibilità è 24 ore su 24 ore, un Zoom di 3 ore, io non facevo mai 3 ore, nel mio studio ci sono almeno 12 ore al giorno di studio, cioè uno arriva e mangia in ambulatorio panino, il panino si mangia in ambulatorio panino, quindi di questo parliamo, che il medico di famiglia, ma qua il medico di famiglia si lavora perché piace lavorare. Allora, io 45 anni di medico di famiglia, ma mi piace fare il medico di famiglia e non mi sono tirato mai indietro. La mia famiglia l'ho trascurata per i pazienti. Questa è la verità del medico. Quindi il nostro sciopero è questo, uno sciopero effettivamente che c'è un'agitazione continua in cui bisogna rivedere la figura del medico di famiglia. Non è un problema di soldi, è un problema di correttezza nella situazione. Come medico è appesantito, non è come dicono loro, è la figura più pesante che esista come tra le altre figure. Quindi è ma questo è un dato, diciamo, anche nazionale. So che sì, il segretario Pina Onofri ha scritto una lettera a Draghi e al ministro Speranza, perché vorrebbe delle misure di sostegno per gli studi medici per fronteggiare questo caro bollette che è un'altra... Sì, caro bollette, noi siamo bollette, abbiamo pure la situazione dei morti che abbiamo avuto come medici alle famiglie completamente, parliamo di miseria data, dico, una vita umana data direttamente all'altare, che hanno perso, medici di famiglia che hanno perso. Noi abbiamo scritto, Lorenzo Vello, esempio di Palma, che ha scritto nello SMI, se n'è andato a Bergamo e morì per Covid. Ma dico, che un altro scritto a Sciacca, morto per Covid. Dico, sono che persone medico si sottrae, medico cerca, non vede niente, per cui chiaramente si vede una situazione, siamo sempre in trincea, certo. Siamo sempre a contatto con le persone, questa è la verità, quindi non è problema di soldi, ma cercare di mettere la figura del medico di famiglia al centro della sanità. Dico, perché anche con queste nuove case di comunità umana, al centro deve essere non il direttore deve essere il medico di famiglia al centro a gestire la situazione, perché conosce la situazione qual è. Questa è la verità, conosce dettagliatamente come è curata la sanità in Sicilia e come si deve comportare. Questo è il problema. Col Covid a che punto siamo messi? Perché ho visto che c'è una nuova variante che a quanto pare è molto contagiosa e ancora i casi aumentano. Leggevo l'ultimo dato che abbiamo, in provincia abbiamo 858 positivi, dato comunicato dall'ASP, e 500 morti da quando è iniziata la pandemia. Sì, è sempre, dico, bisogna stare... Ecco, sempre questa nuova variante, si parla di nuova variante, sì, l'Omicron noi c'era 2. C'è il problema, è il Covid, è un problema che sarà presente, non so per quanto tempo, non so, andrà a finire come l'influenza che sarà presente ogni anno da noi. Per cui dico, molte volte io ho delle fantasie che mi vengono, che bisognava vaccinare tutto il mondo in contemporanea, perché quando uno vaccina una parte, l'altra parte non è vaccinata, il virus va in variante, quindi è normale, anche noi con il virus influenzale, ogni anno abbiamo la variante, perché tra i due emisferi, boreale e australe, variano una parte e quindi noi prendiamo il contromisore dall'altra parte. C'è una situazione perché si creano, e poi il miscuglio che si crea pure di virus, perché c'è una commistione pure, le varianti sono in così. Quindi per cui dico, per me dico, un'idea molto strana, particolarmente in testa, bisogna sterilizzare tutta quanta la situazione, la atmosfera, sterilizzare per cominciare a lottare il Covid. Quindi ci vuole una situazione particolarmente, bisogna agire sulla globalità, perché così non otterremo mai niente. Dico io continuamente casi di Covid positivi, continuamente, ma continuamente, non è che si è fermato. Eppure ora dal 1° aprile... Tutta insomma, apertura, eccetera, ma avremo un innalzamento. Cosa comporterà secondo la tua esperienza? Ma avremo problemi seri, molto seri. Il Covid è un virus che ho definito crudele.
cioè dal punto di vista si crea una flogosi terribile nel nostro organismo chiamata SIRS, diciamo, sistemica. Non è che colpisce, ho visto casi di polmoniti bilaterali, signor Pianovo, tra l'altro, pesanti, molto pesanti, che tra l'altro dico partono dal polmone, dagli alveoli eccetera, e si portano in tutte le parti perché si crea una flogosi pesante che crea l'aumento della coagulazione, quindi non è solo il polmone preso, va nell'intestino, si porta nel cervello, nel cuore, cioè si crea una coagulazione disseminata, quindi che può portare a morte, ne ha portati diversi. Quando giustamente uno arriva e non riesce, con la vaccinazione presente, bene o male riesce a tamponare l'ingresso del virus e questa flogosi massiccia. Perché io mi dico normalmente, quello di famiglia, soprattutto medico di famiglia, è colpito pesantemente dal Covid e più degli altri. Un motivo c'è. Qual è? Perché ci sono due situazioni particolari. Una situazione che riguarda il soggetto già defedato, Picchiareddu, aveva problemi polmonari, problemi cardiaci, problemi di diabete, camorria. Che cosa succede? Al minimo, la prima noxa patogena viene colpito, muore perché basta una minima noxa. Il medico che è abituato ad avere una difesa, perché vede molte malattie e già dal punto di vista anticorpale si trova molto iperdotato, è iperdotato. Sì. Cioè colpisce pesantemente la situazione virale e si crea una flogosi massiccia per cui bisogna ridurre addirittura immediatamente la flogosi. Ecco il problema che avevo lanciato nel 2020, come bisognava lottare il Covid, l'avevo scritto, l'avevo pubblicato, bisognava stare attento da persona a persona e dove si trova la persona. Cioè non è il problema solo di persona e persona, ma dove vive, dove c'è il problema di chiusura totale nell'ambiente, dove c'è smog, dove c'è più fumo o meno, perché ci sono le difese nostre primarie che già sono defedate, perché abbiamo noi un sistema ciliare, mucoso o meno, che riesce a buttarlo fuori, le nostre difese innate. Quindi quando manca questa difesa innata, l'ambiente dove si trova, ecco che Bergamo, Milano, eccetera, c'è la situazione più pesante perché c'era un ristagno di aria inquinata. Quindi l'ambiente dipende molto dall'ambiente, certo, il fumo, le sigarette, perché riducono la nostra difesa. Ma quando piglia il sopravvento, bisogna stare attento da persona a persona. Cioè un medico è super dotato. È una variante, diciamo, la reazione di una persona è diversa perché abbiamo un sistema di equilibrio noi, abbiamo un sistema SIRS, un sistema CARS. Possiamo dire ancora a chi ci ascolta di stare attenti al Covid, che non è passato, perché molta gente è convinta che sì, c'è allegria, oliviamo, ma che niente mascherina, niente cose. Bisogna sempre attenzionarlo, perché non è un virus veramente disonesto, un virus che bisogna stare attenti, come tutte le patologie, ma questo è pesantemente aggressivo, quindi perché non conosciamo, peraltro i virus come terapia ne abbiamo pochissimi. Cioè non è che abbiamo una terapia per virus mirata, l'unica cosa mirata è un soggetto che già crea i suoi anticorpi, oppure ci deve inoculare tu stesso facendo un'immunoterapia, cioè invece di fare già inetti gli anticorpi, una situazione immunoglobuline monoclonali. Ma c'è già la quarta dose, dottore Catania? Ma io penso che la quarta dose già si va a fare con i defedati, si parla con i medici chiaramente, personale. Con chi è più a rischio, no? Come? Con chi è più a rischio si parla certo, già si è parlato giustamente di fare la quarta dose, i vantaggi dei vaccini si sono visti, non è che i vaccini l'hanno dato, che c'è una riduzione di morti, i morti hanno pesantemente, cioè i pazienti noi li convinciamo onestamente per farci il rapporto tra costi, tra problemi di beneficio e situazioni di gravità di patologie, perché le patologie a chi non si vaccina sono pesantemente da pensare a situazioni pure gravi che possono portare all'exitus, mentre la situazione che è vaccinato prenderà qualche problema di effetto collaterale, ma rispetto alle percentuali sono molto ridotte. Questa è la verità, quindi la nostra fortuna, la vaccinazione è una nostra fortuna e quindi dobbiamo incoraggiare sempre a vaccinarsi. Io sono uno che
vaccino chiunque, non ci sono problemi, noi che ci sono allergici, vabbè ti faccio trimeton o meno e ti faccio la vaccinazione, non ho problemi, dico onestamente, non ho avuto finora nessun problema perché per me si devono vaccinare tutti, non esistono chi non va che sto meno, io sono per vaccinare tutti. Magari pure i cani e gatti sono vaccinati, a questo livello sono arrivato, per cui dico la vaccinazione è essenziale per tutti, per salvare le vite umane, perché morti erano assai. Dottore Cattaneo, il vostro sindacato è presente anche regionalmente, lei sì, io sono lo rappresenta regionalmente, sì, a parte della nostra provincia. Sì, in tutta la regione. Qual è la situazione nelle province siciliane? Diciamo, sempre in merito a tutte le problematiche, c'è una provincia dove magari ci sono più emergenze, più necessità, mi riferisco sia alla situazione sempre dei medici di famiglia, insomma. Medici di famiglia nel sud purtroppo siamo in una situazione veramente pesante, io sento i rappresentanti in tutte le province e la burocrazia che appesantisce il medico di famiglia, che perde l'umanità verso gli altri. C'è una situazione che è grave, tutti sono effettivamente disperati, persone che se ne vanno, se non vogliono andare o se ne andranno da medico di medicina generale per andare in altra categoria di attività. Perché giustamente c'è una, tra l'altro uno deve essere bravo, io sono vecchio e quindi con computer bisogna essere bravo, quindi ci sono più sacrifici, più sacrifici, quindi chi era abituato a scrivere con le vecchie cassamute, Embas, Imbedep, eccetera, era una situazione diversa dove la prescrizione medica ora bisogna stare molto attenti, che il computer funziona, tornano non ce n'è, e la stampa non quindi c'è un appesantimento, la linea che non siamo in America che funziona, qua si stacca e tu vuoi scrivere a mano quando sei abituato a scrivere, che poi ci stiamo dimenticando pure l'alfabeto creando questi computer, l'alfabeto, prima arrivo io, prima viene la T o viene la B, cioè questi problemi, quindi l'appesantimento tutti si lamentano di questo appesantimento burocratico. Bisogna cercare di snellire il sistema, cercarlo di snellire, cioè cercare di portare avanti la figura del medico, perché il medico è soprattutto basato sul rapporto di grande umanità con il paziente vuole essere ascoltato, può essere che viene il paziente, io l'ascolto e quindi non è che si perde tempo, è una situazione per fare un medico, bisogna cogliere la situazione perché si rischia che uno sottovaluta la malattia perché sta nel computer e non lo vede, c'è qualche paziente che viene tutto, ma manca una faccia in Italia. Cioè la verità è che siamo concentrati a scrivere un computer pesantemente e trascuriamo il paziente, perché il paziente bisogna ascoltarlo, io perdo tempo nel mio studio perché devo ascoltare il paziente, perché molte volte sfugge qualche malattia, sfugge una neoplasia, una metastasi o meno, e il paziente se ne va nell'altro mondo, responsabilità sono del medico, ma dico a prescindere che puoi pagare, che devi pagare penalmente, civilmente, ecco. Il problema serio è che tu c'hai una persona che se muore per colpa tua, per una distinzione, io non dormissi più, chiaramente. C'è una responsabilità anche penale, civile, tutte cose, ma problema pecuniario, eccetera. Ma il problema serio è uno, perché poi tutto si scarica sul medico, perché poi ci sono questi avvocati che non è più come allora quando un medico di famiglia veniva perdonato dalla famiglia, che sono avvocati di attacco, appena dice un medico, ha i soldi, ma chi? Ha i soldi, forza al medico, dagli all'ondore, questa è la verità. Quindi questa situazione di appesantimento, bisogna non appesantire, c'è un medico di famiglia, tutto medico di famiglia, che tu fai il tampone e tu vai a fare gratis. E c'è la situazione del diabetologo, no, tu vai a farlo tu. Un cardiologo vai a fare, no, un medico di famiglia. Ma scaricare perché? Perché scaricare? Scaricare e appesantire. Io dico, la nostra battaglia è la burocrazia, non parliamo di soldi. Ma le risposte che arrivano quali sono? Ormai voi è da diverso tempo che siete in questa situazione di agitazione, di protesta, di rivendicazione dei vostri diritti. Può essere che abbiamo una classe politica così insensibile e così diciamo sorda alle vostre richieste? Il silenzio. Noi fortunatamente siamo firmatari del contratto, ma siamo isolati.
siamo isolati, quindi siamo gli unici che facciamo battaglia pesantemente per i medici. Siamo, dico, ma anche a livello nazionale, sì, dico, sì, sì, viene... non ci sentono. E la regione siciliana con la nuova, diciamo insomma, con questo governo Musumeci, che tipo di risposte avete avuto? No, assolutamente, noi ci trascurano perché siamo il 10% mentre altra, la PMI sempre si trova al 40%, quindi siamo sindacati. Quindi c'è anche una disparità di rappresentatività, quindi, nel senso che vabbè, ma siete loro considerati male. Ma secondo me loro trovano degli accordi, quindi alla classe si sentono, ma cioè parliamo sempre di numeri, non sono totali, sono numeri di medici, molti non hanno nessun sindacato, noi abbiamo il 10%, i 10 hanno il 40%, dipendono. Cioè loro sentendo la PIMI sono convinti che tutto va bene. Tutto viene tutto va bene, c'è bisogno che qualcuno si ribella a questa situazione. Un medico si deve ribellare, non deve stare muto perché non conosce, cioè molti medici c'è una situazione pesante tra i medici che io il medico lo considero come un personaggio sofocleo. È uno che sta con i paraocchi, pensa al suo mutuato e non pensa a una situazione fuori il paraocchi, perché pensa solo e esclusivamente mi sfugge il mutuato, ho un peggio mutuato, cioè tutto questo, perché poi c'è sto manicomio nei medici di famiglia, che con questo rapporto che abbiamo, 1.500, chi che si leva, quindi va sempre a cercare il paziente, è un paziente che ci chiede molte volte cose improponibili, cioè levare i certificati di Camorri, cioè un medico non è un'attività così pesante. Devo dire che oggi i malati si improvvisano anche loro medici, perché con internet seguono, cercano, e spesso io ho assistito a delle discussioni anche con dei pazienti che nei confronti, diciamo, di quello che dice il medico ha sempre qualcosa da ridire. Molte volte si trova un paziente che già ha studiato, è arrivato, ti fa una diagnosi, c'ha sindrome di Arnold di Chiari. Dottore, sì, che sta? Un peduncolo del cervelletto, questo è ghenoforame, ma dice, lei come lo sa? Ma che certo come sa? Ho studiato medicina, perché sa, ho studiato, per cui ci mettono pure alla prova per sapere se un medico è preparato o non è preparato, quindi si aspetta una risposta precisa da un medico, quindi vengono preparati, uno giù lì, ma dico non capiscono che molte volte le notizie di internet sono fallaci, sono contraddittorie, perché un medico deve vedere una situazione nella sua interezza, non può essere un problema, perché uno vede in maniera fredda una risonanza magnetica, eccetera, ma la va a dire, confrontare clinicamente il paziente cosa sente, che non bisogna, ogni paziente è una situazione, una figura a sé stante, che molte volte noi abbiamo studiato, dico io personalmente ho appreso nella mia vita, perché ero convinto quando mi laureavo sapevo tutto, dico, mi laureavo ai massimi voti, invece non è così. Ora vedo che ogni giorno apprendo sempre, perché la prima cosa che vedo al paziente, dico personalmente quali farmaci piace, molte malattie, il cortisone è uno veramente antiallergico, c'è chi che è allergico al cortisone, esiste, io ascolto il paziente, quali farmaci ti piace, che cosa ti senti, cioè bisogna cercare di indagare, perché fare una buona anamnesi anche in un paziente che uno conosce da tantissimi anni è una cosa importante, perché viene a trovare delle situazioni nuove che uno arriva, cioè per cui il paziente più lo conosci e più vai in profondità e più sai tante cose. Io mi ricordo a Bonanno di mia madre, quando io salivo il vecchio centro storico a casa donde stava, appena salivo le scale, tu sentiva, già sapeva come mi sentivo, il mio, dice, ma che sì, già il movimento sì, ma quando un paziente entra lo vedi diverso da quello che, già vedi che c'è qualche cosa che non va, ecco la conoscenza del paziente cambia man mano che tu vedi qualche cosa, c'è qualche cosa che non va, ecco il medico di famiglia che serve, molte malattie, un medico di famiglia sfuggono allo specialista, un medico di famiglia lo percepisce.
ultimamente... Perché il medico di famiglia segue costantemente lo conosce, appena entra già vede qualche cosa che non va bene, perché dico, giustamente conosci il paziente da tantissimi anni, più lo conosci e più fai situazioni di diagnosi, cioè arriva e dice devi fare questo approfondimento, devi fare questo. Sì, perché tu lo segui nel corso dell'età. Certo, te ne accorgi, c'è il movimento, il cambiamento, chi che dimagrisce, chi che comincia a avere della situazione di anemia, di stanchezza, cioè anche che lui non dice niente, tu vedi che c'è qualche cosa, poi chiaramente approfondisci, fai più esami obiettivi, eccetera, gli chiedi esami strumentali, eccetera. Quindi il primo impatto, un medico di famiglia non può sbagliare. Sbagliare un medico di famiglia è la professione più pesante, è come il pronto soccorso, quando è pronto soccorso si sbagli. Quindi tu quando c'è un paziente a sapere se a ricoverare, a sapere se il paziente lo puoi trattare tu, devi conoscere i farmaci, gli effetti collaterali, insomma è un lavoro che non è che è pesante. A me piace farlo, quindi bisogna, e apprendo sempre di più. Però. Sì, impegnativo, ma non è un problema. Ma voi spesso fate questi corsi di aggiornamento? Sì, certo, ecco, facciamo le quando CM. sono utili? Le diciamo, CM, io vedo sì, che le CM, sì. questi No, ma io congressi personalmente e vedo sempre che il medico di famiglia sì, è molte presente. volte io li faccio sempre online. Certo, perché mi cerco di, quando c'è tanto tempo, perché il tempo ce lo dedichiamo ed è moltissimo per i nostri pazienti, un tempo molto ristretto e abbastanza ampio, che nessuno di domenica non è che ci tiriamo mai indietro, perché sono come mi telefona mio fratello, pronto? Ci dico no, io piglio sempre il telefono di notte, di giorno, di domenica, non ci sono orari, perché il paziente deve andare di famiglia. Questo è quello che scappa direttamente. Quelli che molti non capiscono, insomma. No, io personalmente... Si crea un rapporto, ma poi dico, di rapporto di famiglia, e poi ecco, lasciarti, come ti lasciano un medico che ti risponde sempre, un medico che si dimostra affettuoso, che entra nella tua problematica, che può essere una problematica diversa, sociale, familiare, eccetera. Cioè, mi segui? Quindi se tu certamente un paziente non lo tratti in questa maniera, non puoi pensare tu che hai 1500 mutuati. Ecco, uno che fa i 3 ore di studio, 1 ora e mezzo d'ora, o li trascura, ognuno cambia, perché il cambiamento del medico non è che esiste, quindi li deve seguire, li deve curare. Quello che scappa molte volte all'opinione pubblica, perché non conoscono il lavoro del medico di famiglia. Un modo del medico di famiglia è una situazione di umanità che trasmette all'altro. C'è l'umanità che è una cosa importante. Il paziente molte volte di malattie che sono di natura psicologica lo sollevi moralmente e non c'è niente, e quello ci passa. Cioè molte malattie sono di natura psicologica o malattie virali che non c'è bisogno di nessuna cura, c'è solo attenti, perché pazienti che scappano ai vari specialisti. Cioè se ne sono moltissimi. Mi ricordo una volta è arrivato un paziente mio, dottor, mi devi suggerire, si rapporto sempre di amicizia, un oculista fuori Italia perché c'aveva una biblioteca. Domani viene, quale farmaci ti pigli? Togliti subito a bloccante. E domani viene che ti do non niente più hai. Certo, era un farmaco l'effetto collaterale. Cioè per dire, dico, bisogna avere la situazione, la sensibilità del medico, l'umanità, perché un medico di famiglia deve essere portato verso gli altri, ci vuole una certa predisposizione. Su una predisposizione, inutile che parliamo di medico di famiglia. Che consigli dare a un giovane? Ecco, lei da poco è andato in pensione. Io ho fatto il tutor, che si appresta io ho fatto lavoro, in particolare verso il medico di famiglia. 22 anni di tutor di medicina generale. Cioè, qual è la funzione? È coloro che vengono da me, gli specializzanti, chiamiamo specializzanti, questo corso di formazione, per cercare di apprendere l'attività del medico di famiglia. Quindi da me sono passati assai medici di famiglia, che tuttora sono medici di famiglia. La situazione che ho cercato sempre di dire ai medici, già medici in generale, perché non è possibile come io iniziavo a 24 anni a fare un medico immediatamente, perché allora c'era la libertà della mutua, cosa che non esiste più da tutti questi amori che ci sono. Cioè questi giovani sono molto preparati, sono ragazzi
che si sono sempre aggiornati. Quindi la cosa che ci ho detto, dovete cercare di avere grande compliance e grande ascolto per il paziente. Grande, non trascurare tutto quello che dicono, bisogna attentamente vagliare cosa ti dicono e prestare attenzione, cercare io sono innamorato quando ero al liceo classico di Cleone. Sarebbe? Che era il cosiddetto guaritore e era il guerriero ferito, Picchi, perché chi conosce la sua malattia riconosce gli altri le sofferenze che hanno. Era colui quello che era metà uomo e metà caprone, dove andavano tutti ad apprendere. Perché apprendevano? Perché se tu una certa patologia non la passi, non ci credi a quello che sta davanti a te. Quindi non bisogna sottovalutare nella maniera più assoluta quello che dice il paziente. Il paziente poi tra l'altro noi consigliamo, ma il vero medico è il paziente per me. Quindi bisogna cercare di ascoltarlo. Più lo ascolti e più dai possibilità. Non avere mai la presunzione che tu sei assolutamente. Gli errori pesanti si fanno quando sono io decido, tu devi decidere assieme all'altro. Consigliare, recepire, molto recepire e cercare di arrivare a una giusta diagnosi, cercare di approfondire, quando meno, e vedere la situazione, non essere mai superficiale. Quindi io ho detto sempre, da me dovete apprendere una cosa, bisogna ascoltare il paziente. Voi siete più bravi di me dal punto di vista sicuramente di apprendimenti, di novità o meno, molto più bravi di me. Io sono ancora legato alla manualità, sono abituato all'ascoltazione, voi siete abituati soprattutto all'immagine. C'è un mio figlio, che è un medico, mi disse papà, volendo lo puoi buttare, no, volendo io lo tengo, perché io sono ancora legato ai vecchi sistemi che all'ascolto li percuoto, li palpo l'addome, qualsiasi invece cosa. Le nuove Si rifanno moltissimo all'immagine, alle ecografie, e también non esisteva né ecografia, né risonanza magnetica, né tacchi, erano alle vecchie radiografie di una volta, quando c'era l'amico mio, il vecchio Di Barto, che era per me un grande radiologo. Dottore Di Barto. Bravissimo, dal punto di vista di raggi, che effettivamente io eravamo vicini di studio, in uno studio vecchio, ci scendevo e apprendevo da lui le radiografie, apprendevo da lui che studiava, non è che faceva solo la radiografia, si controllava il paziente solo ascoltava, cioè metteva le immagini e il clinico, ed era una cosa ottimale. Questo bisogna abituato a queste cose ancora, anche con perché insegnamenti. Bisogna considerare che ora il paziente tende a essere, perché si va verso un paziente più vecchio, no? Perché i giovani, diciamo, sono tutti fuori, per cui i pazienti, diciamo, e questo comporta maggiore lavoro per il medico, perché il giovane, diciamo, un po' raramente va dal medico. Io vedo, quando vado dal medico di famiglia, spesso vedo persone anziane che attendono nella saletta d'attesa. Io personalmente dico, dopo quando fa 45 anni è bloccato sempre dal numero dei pazienti, perché poi c'è stato blocco. Chiaramente i miei pazienti sono pazienti tutti, ora sono pazienti che continuo sempre a fare, io faccio segretario di una collega, ormai diventavo segretario, cerco di stare assieme, perché fare una vita casalinga mi dà disturbo. Sono tra l'altro inutile a livello. Vabbè, uno non è abituato a lavorare. I miei pazienti sono stati sempre pazienti ormai di una certa età, perché non potevano ingrassare il ragazzo o meno, quindi tra l'altro poi quando uno aumenta di età, le malattie aumentano, è chiaro. Che uno giovane è difficile che viene colpito da patologie, che la senescenza porta a patologie degenerative, porta alla qualsiasi. Quindi trovare nello studio medico giovane è assurdo, perché un giovane non ci pensa di curarsi, tra l'altro la presenza sempre di anziani. Mi ricordo c'era stata
una persona di 70 anni mi vede, dottore Cattaneo, lei curava mia nonna, ci credo a quella sua nonna, perché giustamente dopo 45 anni, le vanno 45 anni, la nonna diventa pure giovane. C'è questo, quindi il discorso del medico che sta sempre a curare la povera gente, a curare, io ho fatto un medico nei quartieri più poveri, certamente c'è quelli che hanno una certa età, che si fidano del medico, che hanno grande fiducia al medico e tra l'altro dico, si fidano, dico deve fare una visita e la fanno, non la devi fare perché uno cerca di portarla a visita, ospedalizzarla quando è necessario, quindi non va uno sforzo pesante eccetera, perché la persona non conosce la sua situazione, quindi già le diagnosi sono già fatte nel nostro computer perché troviamo già, una volta era più difficile, ora grazie all'età ma abbiamo i computer che ci dicono che cosa ha fatto, che cosa ha, che cosa non sa, quindi che cosa si aspetta dalla persona. C'è l'archivio e sa dice che questo è diabetico, allora c'è il suo dolore, può avere un dolore, eccetera, può essere un infarto pur non avendo dolore, quindi arriva più facilmente alla diagnosi. Cioè siamo più facilitati con questi computer. Allora si faceva più magia, ma i computer hanno un problema serio, eccetera. Però dico, l'utilità della memoria. Cioè lei studia negli anni come si chiama? Cioè tutte le patologie che ha avuto, tutte le patologie che ha avuto, certo. Medica di una cartella clinica, insomma. Tutte cose presenti, i farmaci che si piglia, quello che non si piglia, che cosa può avere. Ci aiuta in questo campo il computer. Anche dico c'è una certa età, però ci aiuta moltissimo, quindi molte volte dove non arriva la nostra memoria, ci arriva la memoria del computer. Certo, questo è un vantaggio che abbiamo. Quindi come possiamo avviarci alla conclusione di questa intervista? Ecco, che sollecitazioni fare sia alla classe politica, ai nostri dirigenti, anche all'ASP di Agrigento? Qual è il rapporto che avete con l'ASP di Agrigento? Ma io personalmente dico una cosa, con l'ASP di Agrigento non c'è nessun rapporto. C'è la sordità totale, completamente. Cioè, dico personalmente... Ma come mai? Non lo so, sono giostrate politicamente, non so, cioè sono interessati ai fatti propri. Dico, non danno spazio alle situazioni, ai suggerimenti. L'ASP stessa, dico, arriva a un certo punto, c'è una chiusura per i medici. Non solo nel settore medici di famiglia, ma in tutti i settori. Ci sono medici anche nel territorio che sono sovraccaricati di lavoro pesantemente. C'è manca una carenza di un medico, che il medico va a fare le veci dell'altro medico che manca. Sono professionisti che sono di un carico di lavoro impressionante. Dico. E magari i giovani che... I giovani sono a spasso, i giovani si fanno entrare, non si fanno concorsi, non si fanno concorsi, dico manca, dico fate, l'ho detto, la programmazione a livello di ASP, a livello i piani locali e poi la programmazione regionale, chi sto manca, ce l'ho detto 1000 volte, appena arrivo alla regione, i vari dirigenti appena vengono saltano, se ne vanno, non si programma, questa è la verità, bisogna programmare, i ragazzi non bisogna farli fuggire dalla Sicilia. Non bisogna farli fuggire, bisogna attenzionarli, ogni giovane ci serve. Noi che andiamo a ricercare poi i pensionati, vai a fare lavorare i giovani, non li fare scappare, perché sono i nostri sacrifici che abbiamo fatto per i giovani. Facciamo noi continuamente sacrifici, noi padri qua. Non è possibile, se laurea deve scappare, chi va a Londra, chi se ne va in Australia, in Canada. Quanto guadagnano in Canada? Quanto guadagnano in Australia? Si hanno fatto i conti quando sono combinati e devono scappare i picciotti per forza, farli ingrassare, farli lavorare, questo dico alle ASP, cerca di togliere tutta questa burocrazia che non permette con le vostre negligenze di non fare ingrassare. I piani bisogna fare, i piani locali, cercare di vedere un medico, di non farlo scappare, i giovani fuggono dalla Sicilia, questo dico io. E cercare di fare meno burocrazia al medico di famiglia. Non si parla di denari, che denari, se noi facciamo i conti, un medico è pagato come tutti gli altri, non ci sono grandi differenze, che una concezione del medico di famiglia. Noi se facciamo i conti alla mano, vediamo come si fa, poi il rapporto di lavoro meno e vediamo che cos'è un lavoro medico. Ma fai lavorare i ragazzi, falli lavorare.
Non è possibile che a 40 anni ancora cercano il lavoro. C'è uno che arriva, un portantino, ti guadagna 2.500 euro, un medico stessa cifra dopo che si è messo a lavorare a 40 anni, che hanno passato 22 anni di patire, 22 anni di stare a carico della famiglia. Certo. Questa è la verità. Di studi, così entrare, dopo 40 anni arriva, entra, quando entra, ed è pagato quando un portantino che è entrato a 18 anni. Queste cose bisogna vedere. Un medico dico, fallo almeno lavorare, anche con 2.500, ma fallo lavorare. Certo. Questo dico alle varie aspe, non che bloccano tutte cose, c'è un blocco totale. Per questo non ci sono blocchi. Segniamo anche l'appello ovviamente a chi dirige la sanità l'appello, in Sicilia, l'appello è proprio direzionato, perché ora mi telefonano oggi dalla sanità, dalla regione, dobbiamo questi profughi, noi portiamo un massimale da 1.500 anche 500, non è questo, raccogliere i rifugiati ma non è questo una cosa momentanea, non è apri, farli lavorare, ci sono un sacco di giovani che tu c'è un'incompatibilità, non puoi fare questo, c'è di chi su. Cioè, il medico bisogna cercarlo di valorizzare, sacrificio dalle famiglie. Io personalmente io ho 6 figli, ce ne ho 6, in ambito medico ce ne ho 4, non 1, 4. C'è un ingegnere, c'è una polizia, eccetera. Ma dico personalmente, questi ragazzi, sacrificio dei genitori pesanti, tra l'altro noi paghiamo i tassi universitari al massimo, perché il reddito del cavolo, sacrifici, questi picciotti, prima devono entrare, poi, e dopo i sacrifici, numero chiuso, poi è nato un numero, quando un numero può andare sempre in medicina generale, poi entrare come fare un cardiologo, a Traseri prima, non è che è così facile come sembra. Un percorso tortuoso. Molto tortuoso, e poi si arriva a 40 anni e dice papà me ne devo andare fuori Italia. Certo. E c'è un mio figlio che se ne va a Londra. Diverso, tutto un altro mondo. Solo un problema qua. Problema qua, in Italia, soprattutto in Sicilia. All'estero si è organizzati meglio? Molto meglio, non meglio. Pagati benissimo e qua sottopagati e non ti fanno entrare. In Inghilterra ho letto che cerca sempre medici. In Inghilterra si lavora subito. Senza problemi. Si arriva. In Canada c'è un altro mondo, completamente, un medico è trattato, c'è diversità notevole, ma non dico diversità, qua anche in Europa. Certo. Siamo i più maltrattati di tutta l'Europa, siamo i meno pagati pure in tutta l'Europa, ma di che stiamo parlando? Se parliamo di situazione, io sono messo qua per dire rivalutiamo la figura del medico, rivalutiamola, cerchiamo di dare una situazione, dico, un medico famiglia, cerchiamo di farlo stare, dico, non bene dal punto, ma bene dal punto di vista di testa, perché non è possibile sovraccaricarlo di situazioni burocratiche. Questa è la nostra lotta era un medico per cercare di portare una situazione di tranquillità mentale, perché non è possibile. Bene, con questo appello che speriamo venga accolto da chi ci dirige, dai massimi vertici dell'ASP, della Regione, anche dal Ministero, per il lavoro che svolge anche la dottoressa Onotri che rappresenta il sindacato nazionalmente. Con questo appello chiudiamo questa trasmissione, ringraziamo il dottore Giuseppe Catania, segretario regionale per la Sicilia del Sindacato Medici Italiani, nella speranza che la prossima volta che ci vediamo abbiamo qualche notizia un po' migliore. Grazie a voi per avermi dato la parola, che è importante. Noi siamo sempre disponibili a tutte le istanze del territorio, il nostro lavoro è la funzione di un'emittente televisiva come TVA da oltre 40 anni presente ad Agrigento in Sicilia. Grazie, la trasmissione la potete vedere sul canale 92 e in streaming sul sito televideoagrigento.tv e la stessa verrà caricata sui social di YouTube e Facebook. Grazie, buona serata.